E buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro, Reni J, Reni Toons, insomma, durante questa live vedremo un bel po' di cosette, un bel po' di cose, dobbiamo fare diversi unboxing. Per quanto riguarda gli sfogliamo insieme di quelle riviste che vedete lì dietro, vedremo nei prossimi giorni perché oggi abbiamo giusto il tempo di fare diversi unboxing. Ok? Quindi benvenuti insieme a me. È tanto tempo che non faccio una live. Nel frattempo sono un po' stato in vacanza, mi sto dedicando anche ad altre attività che mi portano via, diciamo, gran parte della giornata e sto anche pubblicando dei video, andando a ripulire delle digitalizzazioni di audiocassette originali degli anni, soprattutto anni 80, ma anche qualcosa di anni 90. Quindi andate sul mio canale YouTube, che è youtube.com/Renato De Vita, e lì troverete diverse compilation. Quelle compilation ci potete mettere le mani sul fuoco, sono state fatte tutte in vinile, ok? Utilizzando i dischi negli anni 80. Sono tutte digitalizzazioni di audiocassette che sono state scambiate, acquistate, prese proprio negli anni 80. Quindi sono arrivate fino a noi queste audiocassette, poi parecchie l'ho digitalizzate io stesso con la mia piastra della Technics, altre mi arrivano i file già digitalizzati che io poi devo andare a lavorare, diciamo io qui il lavoro che faccio utilizzo l'ottimo programma gratuito e open source che si chiama Audacity, con tanti filtri aggiuntivi, anch'essi gratuiti ma ottimi. Io vado a eliminare i frusci, a ribilanciare i canali destro e sinistro, a effettuare un minimo di normalizzazione dove possibile per rendere tutto il flusso audio più o meno dello stesso volume, della stessa intensità di volume. Mi ci dedico parecchio, ci vuole parecchio tempo, lavoro singolarmente sui canali destri e sinistri perché molte digitalizzazioni mi arrivano proprio fatte, diciamo, alla buona e meglio, come può uno che ha una vecchia piastra dentro casa, l'attacca al PC e diciamo digitalizza nel miglior modo possibile che è in grado lui di digitalizzare. Vero è che affiderei un lavoro senz'altro nelle mani ben più esperte, per esempio di un Marco Valleggi di MVV Blog, che ultimamente ha pubblicato un altro video dove ha riparato altri due registratori, in questo caso portatili, diciamo erano 2 su 3 riparati, diciamo i due che ha riparato erano anche un 3 testine, tutte e due 3 testine. Lui si mette lì, si regola l'azimut, va a pulire completamente, perfettamente le testine, va a regolare la velocità con dei nastri appositi per fare delle regolazioni, si mette con l'oscilloscopio, quindi diciamo fa delle cose che andrebbero fatte sulle piastre, soprattutto quelle vecchie, per poter poi effettuare delle digitalizzazioni più fedeli possibili all'originale dell'epoca. Io mi ci dedico un po' in post produzione perché queste cose, diciamo, si possono fare anche in post produzione, però se vengono fatte a priori la digitalizzazione ne acquista in qualità, senz'altro, perché poi a posteriori andare a fare tutte queste regolazioni, a parte che ci vuole un sacco di tempo, ma spesso e volentieri non è neanche possibile, perché quando un segnale è proprio degradato all'origine è difficile poi andarlo a recuperare, ok? Per esempio mi sono arrivate alcune compilation completamente distorte e quelle purtroppo non ci ho potuto fare nulla, quindi non le pubblicherò finché qualcuno non le digitalizzerà in modo migliore. Quindi stanno un po' attento anche ai volumi d'ingresso della scheda audio, perché purtroppo bisogna fare attenzione a tante piccole cose anche quando uno va a fare un'operazione che sembra così semplice come quella di digitalizzare una cassetta audio, ok? Per non parlare poi delle videocassette, eccetera, che lì si va proprio sul complicato veramente.
Allora, detto questo, io oggi devo fare l'unboxing di, diciamo, diverse cosette. Allora, una già l'ho aperta ieri, l'ho provata, diciamo, era questa pennetta dell'HP che ho preso su Amazon. Diciamo, è molto buona, è una 128 giga, USB 3.2, vedete? Qui ci sono le velocità, diciamo, garantite di 500 MB al secondo in lettura e 450 MB al secondo in scrittura, che sono, diciamo, rispettate. Ciao Massimo, è collegato da YouTube, salutiamo Max DJ 77, andate a seguire i suoi canali anche su Instagram e su TikTok. Ovviamente su TikTok, già lo sapete, l'ho nominato tante volte, lui ha più di 1 milione, quasi, cioè mi sembra aver superati 1.200.000 iscritti, quindi diciamo è conosciuto su TikTok. Però andate a seguire anche le sue live, perché oltre ai suoi video che fanno molto divertire, e fanno ovviamente milioni e milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di commenti, centinaia di migliaia di like, però anche le sue live vale la pena andarle a vedere. Lui mixa solamente in vinile, come dovrebbe essere secondo me una live, perché se si mettono a mixare con queste console, con questi CDJ, bah, una live, sì, uno apprezza molto la selezione musicale del DJ e magari la fantasia nell'utilizzare dei loop e delle cose che possono essere utilizzate con queste nuove attrezzature digitali. Però vedere un mixaggio in vinile in live è tutto un altro pianeta, secondo me, senza nulla togliere ai DJ che mixano in digitale, senza nulla togliere a loro, però diciamo il bello di vedere due vinili che girano, le copertine che vengono mostrate, pure Max spesso le mostra le copertine, quando cambia disco si vede che va a prendere una copertina, ci riportano indietro. Invece quando uno mixa in digitale non vedete niente se non una persona che va a muovere tante levette, a premere tanti tasti su una console, su dei CDJ, ma è, diciamo, è diverso, ecco, diciamo la verità. A me piace anche chi, conosco dei DJ che mixano utilizzando il DVS, che sono dei dischi in timecode, quindi codificati con dei segnali, diciamo, da computer, utilizzano il computer per selezionare la musica digitale, però utilizzano i vinili per andare poi a mixare, a mettere a tempo e chi più ne ha più ne metta. Quindi quelli è come mixare in vinile, usare i timecode, solo che si ha a disposizione un parco di brani molto più ampio di quelli che può avere un qualsiasi collezionista di dischi, ok? Però diciamo tra timecode e vinili è più o meno la stessa cosa e mi piace vedere tutte e due. Diverso è per i CDJ e per tutta questa musica che va a memorizzarsi su queste chiavette USB da 128 giga, che qua con 128 giga ci mettete decine di migliaia di brani, mentre con i vinili uno se ce n'ha 1000, 2000, 3000 già è oro che cola, e qua invece si parte sempre 10.000 brani minimo minimo, ok? Quindi questo, quindi già l'abbiamo aperto, vi ho detto che l'ho testata, stava in offerta quando l'ho presa io su Amazon, costava poco più di 10 euro, 10-12 euro l'ho pagata, adesso non lo so quanto sta, mi pare che il prezzo pieno era intorno ai 19 euro, ok, io l'ho pagata quasi la metà, mi pare che c'era il 40% di sconto. Allora, dalle notizie che ho avuto e dai commenti che ho potuto leggere, l'unica limitazione di questa pennetta è che non può essere utilizzata per fare l'avvio di un sistema operativo, quindi per fare l'installazione per esempio di Windows, perché questa è una pennetta prettamente creata per memorizzare dati. Infatti quando io la attacco all'USB non me la vede come unità removibile, ma proprio come hard disk USB, quindi non me la vede come pennetta removibile USB, come se fosse un floppy o cose di questo genere. Hanno detto, diciamo, nelle varie recensioni, ho letto che tutti, tra virgolette, si lamentavano del fatto che non era avviabile, ma a me non serve per fare l'avvio del sistema operativo quanto per andare a memorizzare sopra dei dati, siano essi
dei video. Infatti qui ci andranno a finire i video di famiglia del viaggio che mia moglie e mia figlia hanno fatto diciamo in Spagna un paio di settimane fa, e quindi andrà a finire tutto lì sopra, quindi come archivio dati e non come avvio del sistema operativo. Poi ho preso anche questo che mi servirà per fare un'altra cosa che poi vi dirò. Questo l'ho preso in offerta, anche questo l'ho pagato 4 euro di più della versione da 128 giga. Questa è una 256 giga, è un SSD serialata. Questo andrà messo dentro un vecchissimo PC per fare una cosa che poi vi dirò, ok? E questo è un Lexar NS100, è un 256 giga Solid State Drive SSD, ok? Questo non c'è bisogno di fare l'unboxing, tanto dentro c'è un rettangolo di plastica con dentro l'SSD. E questo è un pacchetto che ho tribolato parecchio per averlo, ok? Mi sono scordato di cancellare l'indirizzo da qui sopra, però ovviamente spero che non si sia visto che, vabbè, la telecamera è Full HD e ho perso un sacco di tempo, devo essere sincero, a regolare un po' i colori in base, vedete la scritta Lego ho preso come esempio, che è proprio gialla così, bianca e rossa, ok? Quindi se qualcuno l'ha visto fa niente, l'indirizzo, dai, non è che non sto sulle pagine gialle alla voce giocattoli, però diciamo sull'elenco telefonico per chi ce l'ha ancora ci sto. Non è vero, non ho più la linea fissa, però allora io ho sempre il coltellino rosso e devo andare a sballare sta crocco, così vediamo che cosa contiene. Allora, l'imballo secondo me è fatto abbastanza bene, forse pure troppo bene. Non so proprio da dove cominciare, proviamo da qua, che sento che è più morbido. Andiamo a vedere. Sto proprio facendo l'unboxing, ecco, mi metto un po' più indietro, così mi vedete. Really unboxing, sempre col coltellino rosso. Allora, l'imballo è molto curato, devo dire la verità, ok? Molto bene. Bene. Ok, guardate che cosa ci esce da questo imballo. Questo è un ottimo coltellino, devo dire la verità. Ok, eccoci qua. Ci esce un'altra scatoletta, vedete? Ok. Allora, che cosa conterrà questa scatoletta? Lo vogliamo scoprire? Va aperta anche qui sopra, giustamente. A posto. Siamo pronti. Questa quanto l'ho attesa sta scatoletta. C'era il rischio pure che si era perso il pacco. Vabbè, poi invece mi è arrivato. Allora, andiamo a vedere. Dentro c'è, come vedete, la carta anti-urto. È pieno di carta anti-urto. Allora, anche gli scoppietti, vedete, questo sempre anti-urto, perché dentro c'è una cosa un po' delicata. Ci sono questi due hard disk, vedete? Sono uguali, identici. Seagate Basic, non so se riesco a farvi vedere, ecco, vedete? Sono identici, sono due hard disk identici, che poi vedremo sono USB 3.0, ovviamente questi, guardate, li metto qua, si vanno ad aggiungere
diciamo a tutti questi altri. Vedete, questo è un Seagate Expansion 3 terabyte, vedete? Poi ho li metto qua. Poi ho questi tre che sono tutti e tre Seagate Basic da 5 terabyte l'uno. Ok, siccome mi sono trovato abbastanza bene con questi Seagate, allora ho deciso di prenderne altri due per farne una cosa che poi vi dirò. Ok, quindi questi sono quelli che ci sono dentro, quelle sono scatole vuote, qui ci sono dentro gli hard drive e li poggiamo e andiamo a appoggiare qui dietro, ok, così evito che si rompono. Poi vi dirò a che cosa servono, perché sono strettamente legati questo e quei due hard drive. Ok, vabbè, leviamo anche questo. Allora, questo invece è un pacco a cui diciamo sono molto affezionato, mi è arrivato oramai quasi 2 settimane fa, se non 3, e niente, vi faccio vedere che cosa dice qui davanti. Questa è una marca che non ha bisogno di presentazioni. Sennheiser è una marca di cuffie e microfoni professionali e semiprofessionali. Ciao Andrea! Un saluto quindi da parte di Andrea a tutto il pubblico collegato. Andrea è collegato da YouTube, saluta anche chi è collegato ovviamente da Facebook e da Twitch, perché in teoria questo dovrebbe andare pure su Twitch. Io il canale mio Twitch non lo apro da un anno. Comunque, questa è una scatola, come vi ho fatto vedere, marcata Sennheiser. Ok, questo è il modello che c'è dentro, HD 599 SE. Per chi mi segue saprà che diciamo all'inizio di luglio c'è stato un evento su Amazon chiamato il Prime Day. Durante il Prime Day ci sono state delle ottime offerte, anzi io ho fatto anche un video, se volete andare a vederlo, tanto diciamo quelle offerte non valgono più, però quel video vi può essere di insegnamento per andare a vedere come trovare le offerte più facilmente su Amazon durante i Black Friday, durante i Prime Day e durante i giorni in cui vengono diciamo pubblicizzate delle offerte su Amazon. Ok, durante il Prime Day questa l'ho pagata, quasi la metà è stata pagata. Ok, quindi bando alle ciance, andiamo a vedere che cosa contiene questa scatola. Allora, questo ha uno scotch unico, vedete qui sotto. Tra l'altro avete visto, questa è una edizione speciale per Amazon, perché la scatola Certification Frustrate Free, la Certificate Frustration Free, questa è una scatola di Amazon, appunto ha una scatola molto molto così, solo questa scatola, ed è marcata appunto Sennheiser anche la scatola. Allora, voi sapete che io non so se ve l'ho raccontato, però ve lo ridico. Quando facevo il DJ, l'unico paio di cuffie che io utilizzavo quando facevo il DJ con i mixer della Gemini, cioè avevo un Davoli eccetera, però le cuffie dovevano essere molto buone e c'avevo delle Sennheiser. Avevo delle Sennheiser che erano gialle, che però nel tempo si sono tutte rovinate, penso di averle ancora da qualche parte, ma erano completamente inutilizzabili, proprio rovinate. Allora, guardate che imballo. Questo è l'imballo ovviamente proprio di Amazon, ok? Guardate qua c'è lo spinotto che da grande fa diventare piccolo, quindi lo spinotto stereo da grande a piccolo. Perché? Tra l'altro le Sennheiser sono tra le uniche cuffie che hanno una particolarità che a me sta molto a cuore. Guardate che bello, questo è dorato, questo qui uno spinotto dorato stereo, vedete, stereo perché ha i due trattini e tre contatti. Un contatto è il canale destro, un contatto è il canale sinistro, un altro contatto è diciamo il comune, si dice così, e qui dentro ovviamente stereo lo spinotto grande. Ok,
siccome non tutti i mixer hanno lo spinotto grande, oppure se volete sentirlo su un vecchio cellulare o su un Walkman o su un qualsiasi diciamo supporto che ha lo spinotto quello piccolo da 2,5, qui avete diciamo lo spinotto adattatore. Stavo dicendo che ha una caratteristica la cuffia della Sennheiser, guardate che bella. La caratteristica è che il cavetto, questo qui, no, in questo caso no, strano, no, c'era scritto che era removibile il cavetto. Aspettate perché qui, scusate, qua ci stanno tutti e due gli spinotti, vedete, quello grande e quello piccolo. Quindi c'è qualcosa che non torna. Vediamo un po' se io qui, tanto la devo sballare questa cuffia che la devo utilizzare poi, quindi allora questa è imballata proprio bene bene bene, mamma mia, pure troppo bene. Ah, ma questa è chiusa, ma pensa te, quando ci arrivavo? Ok, la sto prendo insieme a voi e non riesco ad aprirla. Guarda che storia, ragazzi. No, quello sicuramente si leva, perché guardate, questo è lo spinotto grande, vedete? E qui ti danno anche lo spinotto da piccolo a piccolo, non so se si vede. Questo è lo spinotto piccolo da una parte e piccolo dall'altra, eccolo qua, vedete? Piccolo a piccolo. Tra l'altro questo c'ha pure il microfono perché sono 4, vedete, questo è 4 contatti. Com'è possibile? Da 3 contatti a 4 contatti. Questo addirittura, guardate, questo qui è 3 contatti stereo, destro, sinistro e comune. E di qua invece, se andiamo a vedere questo spinotto, c'ha destro, sinistro, microfono e comune. Forse questa è per attaccarla a un cellulare. Oramai di vecchia generazione, perché i cellulari nuovi funzionano tutti quanti con l'USB-C, non c'è più lo spinotto normale. Allora, io adesso vado a rimuovere la plastica dalla cuffia perché voglio provare la comodità. Diciamo sono tanti anni che non ho una cuffia semiprofessionale, e questa è una semiprofessionale. Alla fine pure il prezzo totale a prezzo pieno non costa chissà quanto, è alla portata di tutti, ok? Io col 40% di sconto sono andato abbastanza bene. Allora, queste vanno così, ammazza, comodissime, tutte regolabili, e poi questo va attaccato. Mamma mia che spettacolo ste cuffie. Vabbè, Sennheiser e Sennheiser. Poi mi metterò a sentirlo come Cristo comanda attaccato all'amplificatore dove c'è, salve Willy, benvenuto, dove attacco il giradischi, mi metto un bel disco, mi equalizzo bene il suono e mi attacco queste cuffie per sentire come si sentono. Belle, belle, ammazza, oh. Guardate la fattura. A parte che c'era scritto che si chiudevano su se stesse, ma non mi pare. No, queste si girano così soltanto per essere regolate. Eccole qua, guardate che cuffie. Cioè, sono qualcosa di spettacolare. Qui sono morbide morbide, guardate. Qui sono proprio morbide morbide morbide. E queste ovviamente sono che ci va a finire tutto l'orecchio dentro in modo che il suono sia il più avvolgente possibile. Però io sono rimasto stranito da sto fatto che questo qua dovrebbe essere uno spinotto e invece no, non riesco a capire. Siccome c'era anche all'interno della scatola il Quick Reference Manual,
abbiamo il Quick Reference Manual. Io voglio andare a vedere se mi dice che quello spinotto è staccabile oppure no, perché così c'era scritto su... A parte che è scritto talmente piccolo che Dio solo lo sa, ma non ci stanno figure e quindi niente. Secondo me quello è uno spinotto, solo che non si stacca quel cavo. Io non voglio tirare troppo perché poi se strappa il filo so da buttare. Però secondo me questo... Eh sì, gira pure questo. Oh, ci sono riuscito. Guardate, questo è lo spinotto e questo è tutto il filo, ma per forza, vedete? E queste sono con il cavo staccabile. Oh. Ah no, non si sfila perché si blocca, si gira e si blocca. Per staccarlo bisogna girarlo, c'è una guida qui sopra che va inserita, quindi va inserito correttamente e girato. Perfetto. Bellissime, bellissime veramente. Una cosa spettacolare queste cuffie. Niente da dire, proprio 10 lode alla Sennheiser. Grazie mille a mia moglie che me l'ha comprate lei, perché come sapete io non lavoro, quindi non me ne sarei mai potuta permettere. Quindi grazie mille a mia moglie, a mia figlia pure, che l'hanno acquistata per me questa cuffia, e la utilizzerò proprio parecchio, perché io poi, come sapete, visto che chi mi segue lo sa, sto pubblicando un sacco di video che riguardano la musica, e attualmente sto utilizzando delle cuffie veramente che se mi vedono mi dicono ma che stai a fare, cioè, però diciamo mi ci trovavo bene con quelle che ho, e quindi per me non era un problema. Ok, mi sa che non riuscirò mai più a metterle come stavano, però l'importante è che riesco un attimo a richiudere il pacchettino, temporaneamente. E così questo pacchettino con le Sennheiser dopo le andrò a provare, ma sembrano molto buone, sono avvolgenti, bellissime. 10 lode. Ah, poi ovviamente mi hanno dato anche questa che serve per metterle dentro, non ve l'avevo fatta vedere, ma questa serve per portare in giro queste cuffie, ok? Quindi tanto di cappello alla Sennheiser, magari c'entra pure, no, tutta la scatola non c'entra, però tanto di cappello alla Sennheiser che ci fornisce, diciamo, tutto il necessario quando facciamo un acquisto. Molto buono, pagate quasi la metà col 40% di sconto se non mi ricordo male. Allora, siamo arrivati a questo, ok? Facciamogli fare una bella risata. E questo pure l'ho comprato illo tempore, proprio appena venne annunciato, io l'ho acquistato, sempre tramite mia moglie, vabbè, grazie mille, ringrazio sempre mia moglie, mia figlia, tutti. E andiamo a vedere che cosa contiene questo pacchetto, ok? Allora andiamo, secondo me se taglio qui faccio prima, tanto, ok, sì, tagliamo qua, vedete? Va bene. Ok, abbiamo tagliato. Che cosa uscirà? Ovviamente avete capito che trattasi di un vinile. Ovviamente sono un appassionato, ultimamente andatela a cercare, c'è una live dedicata a questo personaggio, e ultimamente ho acquistato praticamente quasi tutta la sua discografia su vinile, perché ha fatto riuscire le ristampe di tutti gli LP, ok? Sto parlando ovviamente di Giovanotti, reduce dal Palagiova 2025. Questo è Giova Live Love, un triplo vinile
diciamo, con tutti i successi che lui ha portato sul palco dei vari palazzetti dello sport. Tanto di cappello al grande Giovanotti, che poi la settimana scorsa anche ha fatto tutta una settimana in bicicletta per poi fare un concerto solo per i ciclisti. Ok, quindi tanto di cappello, guardate, una persona, c'è chi ne parla bene, chi ne parla male, per me è un mito. Giovanotti lo seguo da prima dei Gimme Five, da quando fece Walking, da quando stava in televisione su Italia 1, 1, 2, 3 Giovanotti, da quando praticamente Claudio Cecchetto l'ha scoperto, insomma dagli anni 80 praticamente, dalla primissima metà degli anni 80 che lo seguo a Giovanotti, quindi sono tanti anni. Di questo trovate pure un filmato che io ho pubblicato utilizzando, diciamo, i video pubblicati da un'altra persona che è stato ai concerti di Giovanotti e aveva pubblicato sul suo canale questi concerti. Se trovate il mio Giova Live Love, lì ci sono i link ai vari video pubblicati da questa persona. Giustamente diamo a Cesare quel che è di Cesare, in basso a destra c'è il suo logo, il suo nome, quindi io, diciamo, ringrazio anche questa persona di aver pubblicato sul suo canale YouTube tutti questi video. Io non ho fatto altro che mettere i titoli, quindi fare un lavoro di titolazione, un lavoro di riordino in base alle tracce come vengono proposte su questi 3 vinili. Ok, quindi ho messo lo stesso identico ordine, questo secondo disco e terzo disco, quindi li trovate nello stesso identico ordine sul mio video che si chiama appunto Giova Live Love. Ok, quindi questo è un triplo vinile di Giovanotti, dovrebbe essere in tiratura limitata, ma invece non vedo il numero, quindi tiratura limitata neanche per idea. Vabbè, è un triplo vinile, non è limitato. Va bene così. Questo è tutto gatefold, addirittura triple gatefold. Questo, da come si vede, voi non so se riuscite a vederlo, si apre in 3, quindi diventa lungo 1 chilometro e dentro è, diciamo, è un triple gatefold triple LP. Ok, questo è vuoto, possiamo mettere dove ci pare. Andiamo ad aprire questa busta. Voi sapete che io sono un appassionato di Lego, andate a vedere il mio sito legolando.it dove troverete tutti i Lego in vendita su Amazon, opportunamente catalogati. Ok? Andiamo a vedere cosa esce da questa bustona di Lego ed ecco qui che esce la lampada della Pixar da costruire, quindi un altro bellissimo regalo. Ringrazio tantissimo mio fratello perché spesso mi pensa quando va ai vari Lego Store sparsi per la capitale. Andiamo a vedere, 18 anni più, numero Lego 21.357, 613 pezzi. Ok, questo è ovviamente per la serie Lego Ideas, vedete, la serie Lego Ideas. Ok, e questo è Luxo Junior, diciamo dal logo, vedete, io lì ho quella lampada che ricorda molto questa qui, anche se questa qui è quella a molla, ce l'ho di là. Ok, questa c'ha tutte le molle, questa invece non ce l'ha le molle. Comunque, diciamo, questa parte qui è molto simile. Ok, quindi il logo della Pixar, quindi fa parte questo qua sia di Lego Ideas che di Lego Disney. Come vedete c'è e ci deve essere il loghetto della Disney, perché trattasi di copyright Disney Pixar. Come sapete la Disney ha acquistato la Pixar, ha acquistato la Marvel, ha acquistato tutte cose, tiene tuttissimo, vabbè. Ok, e quindi questo è quello che conteneva questa busta. E adesso è rimasto, leviamo queste riviste, poi faremo lo sfogliamo insieme, ragazzi. Anime Cult,
l'ultimo numero, Nadia il mistero della pietra azzurra, Retro Gamer, l'innovazione secondo Nintendo, numero 1, e poi il numero 8 di Retro Computer. Questi dovremo fare lo sfogliamo insieme. A breve faremo anche lo sfogliamo insieme di queste riviste. Oh, non mi è rimasto altro che aprire questo paccone di Amazon. Anche questo, diciamo, questo articolo l'ho comprato su Amazon appena è stato annunciato, quindi una prevendita. Ovviamente Amazon, a noi che facciamo questi acquisti proprio appena annunciati, ci riserva un trattamento tra virgolette di favore, perché noi ordiniamo al prezzo corrente nel momento che noi facciamo l'ordine, però pagheremo quell'articolo il prezzo minore a cui è stato proposto da quando noi l'abbiamo fatto l'acquisto a quando viene messo sul mercato. Mettiamo che c'è un Prime Day in mezzo, ok? E durante quel Prime Day qua viene fatto il 40% di sconto. Io l'ho preso prima dello sconto, io lo pagherò col 40% di sconto, senza stare dietro a Amazon a fare il reso prima ancora di riceverlo, per poi riceverlo col 40% di sconto. No, ci pensa Amazon a fare tutto questo. Quindi voi fate un preordine, ovviamente non vi vengono tolti i soldi, viene accettato l'ordine, voi ce l'avete acquistato, quindi lo vedete nei prodotti acquistati quel giorno. Se da quel giorno a quando viene messo in vendita quell'articolo subisce uno sconto, voi lo pagate il prezzo minimo a cui è andato, ok? Quindi se è andato minimo col 40% di sconto, voi lo pagate col 40% di sconto. Quindi questa è una cosa molto molto importante che fa Amazon. Andiamo ad aprire questo scatolone e vediamo cosa ci esce da dentro. Guardate che è stranissimo, devo fare una munizione ad Amazon, forse avevano finito. Io sono anni oramai, è dal 2015 mi sembra, sono 10 anni che compro dischi da Amazon, e anche se le scatole erano quelle che vi ho fatto vedere, dentro ci ho sempre trovato quest'altra scatola, tra l'altro con questo adesivo io me lo sono conservato. Questo è l'adesivo con il codice a barre che contraddistingue la versione del vinile che io ho acquistato, ok? Guardate un po' qua, me l'ha messo così, ma si mette così un vinile? Io non lo so. Allora, questa è una versione, vabbè, è una versione numerata, però questo numero sta attaccato, è un adesivo attaccato sopra alla copertina in plastica. Questo è il disco per la prima volta in vinile, la collezione di successi degli 883 Max Pezzali, chiamata Ianni. Vedete? Qui vi faccio vedere bene, se riesce a mettere a fuoco, sì, tutti i brani contenuti, anzi adesso li andiamo a leggere, ok? E questo è il doppio vinile che è colorato, vedete, sono colorati esattamente come li vedete, quindi arancione e giallo, grigio e rosso, con questi riflessi fatti così. Allora, questa che fa parte sempre del Max Forever Grand Prix, quindi qua fanno parte di questa collezione anche diversi mix, altri LP che io ho acquistato, come Hanno ucciso l'uomo ragno, come La donna al sogno e il grande incubo, fanno tutti parte della Max Forever Grand Prix, la collezione, quindi per la prima volta in vinile, edizione limitata, 2 LP Profiller 180 grammi l'uno, ok? In questa compilation, chiamiamola così, doppio vinile, sono contenuti i brani Io ci sarò, Nord Sud Ovest Est, Tieni il tempo e Rotta per casa di Dio, primo lato del primo vinile. Secondo lato del primo vinile, Una canzone d'amore, Hanno ucciso l'uomo ragno, Nella notte e Nessun rimpianto. Poi il primo lato del secondo vinile c'è Sei un mito, Ianni, versione 96, Come mai e La regola dell'amico, uno più bello dell'altro questi brani,
il secondo lato del secondo vinile, senza averti qui, con un Deca, Ti sento vivere, Andrà tutto bene 58, leggero e live, ok? Quindi questo è Gianni Max Pezzali. Scusate un attimo che voglio vedere una cosa. Allora, grazie mille, mille grazie, non so dove test. Allora, tutto Max, grazie mille, la dura legge del gol. E io mi sa che gli anni neanche ce l'avevo sul CD. C'ho tutto Max, grazie mille, remix 94. No, non ce l'ho gli anni su vinile degli 883, vedete? Proprio perché era una compilation e quindi non ce l'ho mai avuta io. Non ce l'ho, sto vedendo perché ce l'ho qui. Time Out c'ho. Max Pezzali, questo che cos'è? No, questo è Terraferma, bellissimo, un altro LP molto molto bello. Poi c'ho uno in più. No, gli anni non ce l'avevo neanche su CD. Quindi questo è la prima volta che acquisto, diciamo, questa compilation, questa collezione di brani già pubblicati su altri LP di Max Pezzali 883. Quindi è che lì dietro c'ho una torretta piena di CD audio e non c'avevo appunto gli anni Max Pezzali, quindi è un primo acquisto per me, ok? Sicuramente devo cercare, perché qui vicino a questa scatola, eccolo, forse sarà questo l'etichetta che io vado cercando, dopo vado su Amazon e vado a vedere a che cosa corrisponde quel codice a barre, perché è veramente strano che abbiano messo un vinile dentro uno scatolone del genere, assolutamente senza protezione, senza attaccarci quell'adesivo, diciamo, boh. E poi mi lascia perplesso anche questo fatto, però dovrò vedere, andrò a leggere un po' di recensioni, se anche altri hanno avuto questo adesivo qui 277, diciamo è attaccato sulla plastica trasparente che avvolge il vinile, non lo so. Edizione limitata 0277, ma mi sembra come se fosse messo lì, boh. Non lo so. Comunque, questo è il doppio LP, 2 LP, mentre quello di Giovanotti è triplo, questo è doppio. Gianni Max Pezzali, una collezione, una compilation di brani di successo proprio degli anni 90. Ok, abbiamo già letto che sono tutti brani anni 90 e tutti brani di grande successo. Lì vedete, ho ritrovato, mo che sto mettendo un po' a posto, le pallette, diciamo, queste sono per l'albero di Natale, no? Le pallette per l'albero di Natale, che ricordano molto la sfera prismatica a cui io sono particolarmente affezionato. Io ce l'ho gigantesca questa, con diciamo con il faro che gli punta addosso e fa tutti quegli effetti sul muro, tutti quei cerchietti sul muro, veramente delle cose spettacolari. Sempre si parla di anni 80-90, quella si chiamava sfera prismatica e necessitava proprio di un faro, di uno spot, che uno più, perché io per esempio nella saletta gliene avevo puntati addosso ben tre distanze uguali, identiche, quindi gliene puntavo uno opposto all'altro e già così copriva tutta la stanza. Il terzo, sempre a 90 gradi uno dall'altro, mi riempiva ancora di più la stanza, mi raddoppiava, diciamo, i puntini sul muro. Veramente era un bel effetto, perché io lì nella saletta avevo montato un traliccio, al traliccio avevo attaccato la palla e ai limiti del traliccio avevo messo, era un traliccio a T, quindi non era X, finiva, io ho ancora tutto questo traliccio, ce l'ho ancora da parte, e era un traliccio a T ed era equidistante, la palla stava al centro della T ed era equidistante da tutte le parti, e c'aveva quindi i tre fari che puntavano, quindi erano uguali i tre faretti, identici,
puntavano sulla palla, che io tra l'altro ce l'avevo colorata proprio come quella, quindi non era monocromatica come queste monocromatiche esistevano, sia queste rosse, e ci potevi puntare qualunque cosa, quanto rosso veniva, oppure questa tutta color argento, era meglio se ci puntavi dei fari di diverso colore, in modo che rifletteva il colore del faro che gli veniva puntato contro. Quindi queste vennero vendute parecchie, anche perché costavano molto meno di questa che era invece tutta colorata. Vedete? Guardate che bella che era. E questa, pensatela, non così piccola, e neanche così, ma molto più grande. Io c'avevo, non l'ho più trovata, ma sicuramente starà dentro al box. Una era più o meno così di grandezza, e poi quell'altra era molto più grande. Stava appesa lì in saletta. Se andate su Facebook trovate tutti i video della saletta. Se cercate la saletta di pizza margherita o la saletta di pizza pazza 2.0 dovreste trovare dei video dove si vede questa sfera prismatica che era appesa ai tralicci. Poi ai tralicci ci aveva appeso tutte le luci da discoteca, belle cose, tra l'altro luci pure stroboscopiche, ci avevo attaccato delle luci programmate sequenziali, ci avevo attaccato diciamo degli effetti laser, un po' tutto, tutte le lampade di Wood, dette anche luce nera. Insomma, chi mi segue lo sa questa cosa, che io sono sempre stato un appassionato anche di illuminazione da discoteca, oltre che di musica, di vinili e di amplificatori, eccetera. Anche le luci mi piacevano tantissimo. Sono stato, diciamo, ho avuto e ancora ho, perché io poi conservo tutto, tutte le varie lampade particolari. Guardo lì perché lì c'è sta una di quelle stroboscopiche che ho avuto, questa lì funziona perfettamente. L'ho trovata, che adesso sto sistemando un po' tante cose. Vi terrò informati. Ok, grazie mille per chi si è connesso, per chi è rimasto fino adesso in mia compagnia. Vi ricordo di andare a visitare i miei siti internet, che sono: il primo è classe74.it, andate a vedere di che cosa si tratta. Poi c'è legolando.it, che ovviamente è dedicato ai Lego, ok? Dopo c'è starwarsstore.it, dedicato alla galassia lontana lontana e a tutto quello che è il mondo di Star Wars. Poi c'è renijstore.it, dedicato interamente alla musica. C'è il mondo del vinile.it, dedicato interamente ai vinili. E poi c'è magliette vintage, dove potrete trovare delle magliette vintage dagli anni, diciamo, più o meno 50 in poi fino ai primissimi anni 2000. Ok, troverete anche bande rock, che ne so, Pink Floyd, The Queen, Europe, Def Leppard, Irem, tanti ce ne ho messi. Ok, ciao Antonio, siamo in chiusura di live, quindi semmai fatela ripescare, rimarrà pubblicata su YouTube, sul mio canale YouTube. Facebook fin quando la tiene, perché come sapete le nuove regole di Facebook impongono che le live o le scarichi o Facebook te le cancella, mentre invece YouTube me le mantiene, quindi resterà sempre su YouTube. Adesso dovrò avere un attimo di tempo, mi ci dovrò dedicare per trovare, diciamo, una buona copertina, perché voi vedrete adesso c'è una copertina con scritto unboxing, non mi piace tantissimo. Sicuramente ne farò una molto simile, però la voglio fare personalizzata da me. Quella è un'immagine che io ho trovato al volo su Google e l'ho messa così, ma verrà sicuramente tolta e sostituita da una copertina fatta da me. Quindi andatevela a cercare questa live, per chi si connette adesso, sul mio canale YouTube, www.youtube.com/Renato De Vita, tutto attaccato. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui con me, sono le ore 12:27 di questo 29 luglio 2025. Grazie a tutti di essere stati qui con me, vi lascio con la sigletta finale di Reni J, va. Reni J finale 2025. Di nuovo grazie mille a tutti, buon pranzo, buon pomeriggio e ci vediamo presto. Non so quando potrò fare un'altra live, però senz'altro la farò presto, anche perché
dobbiamo fare, come vi ho detto durante questa live, lo studiamo insieme di 3 riviste: Retro Computer Sprea Editori, queste Anime Cult di Sprea Editori, e Retro Gamer, l'innovazione secondo Nintendo, sempre di Sprea Editori. Grazie mille, un saluto a tutti e buon pomeriggio. Ciao!